Ovviamente federale lo si fa, è una riunione interna della Lega per parlare ovviamente del futuro e si è discusso del futuro a 360 gradi. Dopodiché ho letto anch'io i giornali, ma parlare di scontro decisamente no. Lei non si è arrabbiato? Ma io non è che mi arrabbio, magari uno può avere, ognuno ha le sue modalità di esposizione e ci sono dei momenti in cui esponi in una modalità e altri in altre modalità. Insomma, le scintille con Matteo Salvini ci sono state e quella di Luca Zaia ai giornalisti è una vera e propria ammissione dopo giorni di retroscena. Il linguaggio zaiano, sempre molto moderato nei toni, non cambia, ma la sostanza sì, e sul banco degli imputati sembra esserci la linea politica del segretario, la vocazione sovranista che poco si coniuga con la questione settentrionale. È innegabile che in questo momento storico ci sia molto pudore a parlare delle istanze del nord. Sembra quasi che il nord sia scappato con la refurtiva a scapito del sud, ma non è così. A Carducci chiesero di fare un tema su sua madre e Carducci lo fece il tema, scrisse mia mamma e mia mamma punto e basta. La Lega punto e basta. Mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno che durante tutti questi anni abbia cambiato idea. La Lega nasce per difendere le istanze del popolo, in questo caso del nord, ma se è un progetto nazionale deve difendere le istanze di tutti i popoli. Chissà se Salvini conosce bene Carducci, di certo tanti leghisti veneti conoscono bene Zaia e stanno rompendo gli argini, come se il segnale atteso di rompete le righe o scatenate l'inferno sia arrivato dopo il Consiglio federale di mercoledì, quando Salvini avrebbe fatto intendere che non solo la partita sul terzo mandato è chiusa, ma anche la possibilità di un candidato presidente leghista per la guida del Veneto. Troppo magri i risultati del Carroccio, secondo il leader, per poterla rivendicare sul tavolo della trattativa. Decisamente abbastanza con Mario Conte, sindaco di Treviso e dato tra i successori papabili di Zaia, che preconizza un possibile strappo. Quindi Lega pronta ad andare da sola? Quindi Lega pronta a correre a sostegno del presidente Zaia se ci sarà il mandato, con un suo candidato, speriamo in coalizione purché ci sia la continuità del governo Zaia. Che le speranze siano sempre più piccole è abbastanza evidente, tra l'altro terzo mandato che esclude anche per esempio la mia candidatura nella mia città di Treviso per un eventuale terzo mandato. A Focus il capogruppo della Lega in Consiglio regionale è ancora più diretto. Pensare che da Roma decidano come se qua fosse una colonia, che allora come va a finire qui in Veneto senza tenere in considerazione quelle che sono le forze e la differenza anche dal punto di vista politico del nostro territorio, secondo me è molto molto rischioso per la coalizione. Quanto a Zaia, si prepara a giocare fino all'ultimo, come il gatto con il topo. Il messaggio sembra avere più destinatari fuori e dentro il Carroccio. Perché i partiti parlano, per quanto riguarda il sottoscritto, magari un mese prima delle candidature deciderò cosa fare.